Ciao ragazzi, oggi vi racconto di una passione nata in campagna ed esplosa a tutta birra. Benvenuti a Bovolone, comune famoso per il mobile d'arte, ma che ha comunque una tradizione agricola particolarmente forte, anche tuttora. Il passato era caratterizzato soprattutto per gli allevamenti e per le colture estensive, come accadeva per gran parte dei comuni della pianura veronese. Poi è arrivato il tabacco che ha egemonizzato buona parte della campagna locale ed è una cultura tuttora presente, anche per Denis Bovolenta, che è l'amico che vi faccio conoscere oggi. Con una differenza sostanziale, lui da qualche tempo ha deciso di diversificare la sua produzione, affiancando al tabacco anche orzo e frumento, che sono i cereali che hanno come destinazione la birra di Bovolone. L'idea di fare la birra è nata diversi anni fa in un'ottica di, chiamiamola, ristrutturazione aziendale, e quindi l'idea di valorizzare un po' di più i nostri raccolti provenienti dalla campagna. Quindi l'orzo e il frumento che ci coltiviamo direttamente in azienda, abbiamo cercato di utilizzarlo per fare qualcosa di diverso. E questo qualcosa di diverso è nato il progetto di crearci un birrificio e di conseguenza produrre birra. Necessità o semplice voglia di cambiare? Ma più che altro voglia di cambiare. È stata proprio l'idea di ristrutturazione aziendale che ci ha portato verso questo sviluppo, ecco, del progetto birrificio. Questo di Denis è un agribirrificio agricolo. Significa che la maggior parte, la quasi totalità delle materie prime utilizzate per produrre la birra arriva dalla sua azienda, a partire dall'acqua che viene opportunamente trattata, poi l'orzo, poi i cereali, in futuro anche il luppolo. E questa è la parte agricola vera e propria che, insomma, lui la terra ce l'aveva già, si è organizzato e ha ottenuto le materie prime. Poi c'è la parte manuale, il mastro birraio. L'ho seguito per un giorno intero. E ancora una volta ho avuto la conferma che fare questo mestiere è difficilissimo, perché è tutta una questione di rispetto di tempi, di dosaggi accurati, di rispetto di accorgimenti meticolosi, apparentemente minimi ma basilari per non compromettere le cotte. E Denis questo lo sa benissimo, lo ha provato sulla sua pelle, essendo un autodidatta. Ho studiato 10 anni fa, quando è nata quest'idea del birrificio. Dovevo partire da qualcosa e quindi mi sono messo sui libri, mi sono messo a studiare, ho fatto un corso e sono diventato birraio e da lì è nato tutto, ecco. Sono autodidatta, sì, è una bella sfida. L'ho accettata perché bisogna sempre mettersi in gioco, bisogna sempre evolvere nell'azienda, bisogna sempre trovare un qualcosa di nuovo e non fermarsi mai davanti a nulla, sempre rimanendo in ambito agricolo per me, perché questo è il mio lavoro, questo è il mio lavoro, e quindi abbiamo deciso di far così, ecco. Di agribirrifici, soprattutto negli ultimi 10 anni, ne sono nati tantissimi. Cos'è che ti differenzia? Siamo diversi perché abbiamo cercato di essere il più possibile territoriali, e quindi anche le birre abbiamo cercato di tenerle sul territorio di Bovolone, di tenerle proprio terra a terra. Infatti tutte le etichette ho dato il nome a dei posti specifici di Bovolone, posti che hanno fatto un po' di storia negli anni passati, posti che sono attualissimi al giorno d'oggi, posti che tutti all'interno del paese di Bovolone conoscono. Sono tutti posti che conosco benissimo,
perché sono stati posti della mia giovinezza e anche della mia infanzia, essendo io originario di Bovolone. E adesso, grazie alle birre, ve li racconto un po' meglio. La Valle è la Valle del Menago, il fiume che attraversa Bovolone. Oggi questa valle è un parco naturalistico e faunistico di estrema rilevanza, fruibile dai cittadini, ed è arricchito dal fatto che all'interno c'è un villaggio palafitticolo bellissimo, costruito da archeologi affermati, dove si eseguono dimostrazioni di quella che era la vita all'epoca dell'età del bronzo, una risorsa culturale straordinaria. Il Salto del Lupo è il nome della cascatella che si trova lungo il corso della Fossa Nuova, appena sotto la Valle del Menago. Ed è un luogo che è diventato famoso perché in tanti da giovani si andava lì a fare il bagno. E devo dire che anche chi vi parla, lo confesso, c'è stato. San Zuane si riferisce alla chiesetta, alla pieve meglio, di San Giovanni Battista Decollato in aperta campagna, un luogo della fede molto caro ai bovolonesi ed è una delle più belle della provincia di Verona, che si caratterizza per la forma ottagonale, unica nel suo genere, almeno in questo territorio, del bellissimo battistero affrescato. Il Perseo, la creatura mitologica che da sempre dà vita al monumento di Bovolone, un tempo nella piazza centrale, ora nell'altrettanto centrale piazza Scipioni. La Menghera è un simbolo della vita rurale di un tempo di Bovolone, perché è il nome dell'ampio caseggiato della villa ormai disabitata che un tempo ospitava un importante allevamento e un centro di lavorazione per i cereali e per le altre culture del territorio, dava da lavorare a decine e decine di persone. La Pozza è una delle piazze più antiche e conosciute di Bovolone perché si trova proprio dietro alla chiesa principale di San Giuseppe ed è un luogo dal quale tutti i bovolonesi almeno una volta nella vita ci sono passati, per forza. In ogni bottiglia Dennis ci mette un pezzo della sua storia e quindi della sua vita, che poi, se ci pensate bene, è un po' quello che succede a uno scrittore che, per quanto possa inventarsi una trama, alla fine l'elemento autobiografico tra le righe lo trovi sempre. E nel suo caso l'elemento autobiografico è l'attaccamento alla terra, ai valori che gli ha trasmesso, i ricordi che gli hanno permesso di arrivare fino a qui. C'è soprattutto la voglia di lavorare, c'è la manualità e lo spirito di innovazione. Questo secondo me è un punto importante perché abbiamo da sempre lavorato la terra e quindi ho cercato di estrarre dalla terra proprio le birre, un'altra particolarità ancora. C'è un pensiero, papà? È stato tutto, nel senso è stato la mia guida e è stato quello che mi ha spronato di più, ecco. Secondo me sarebbe fiero e orgoglioso perché credeva tanto in me e quindi già aver portato avanti l'azienda agricola in primis e poi aver trasformato il tutto, aver innovato e aver creato un qualcosa e aver creato qualcosa di mio, probabilmente ne sarebbe molto molto fiero. Non sei solo? Non sono solo, ho sempre gli aiutanti validi che sono mio fratello che è all'interno dell'azienda agricola anche lui e ogni tanto mi aiuta anche in birrificio. Ho mia moglie che lei fa tutt'altro lavoro, però non manca di venire ad aiutarmi e a supportarmi anche in questa impresa, ecco. Insomma, il birrificio c'è, la birra anche, manca ancora un tassello, ma Dennis in proposito ha le idee molto chiare. Il prossimo obiettivo è il turismo rurale, dove accompagnerò le persone a vedere e a toccare con mano i cereali, il luppolo e l'impianto di produzione e successivamente ci sarà la degustazione finale accompagnata dai taglieri, perché voglio che la gente capisca da dove nasce realmente la birra. Non è la classica birra,
è una birra particolare e quindi devono capire dove nasce e cosa comporta produrre birra. Quindi adesso iniziamo il giro turistico di Bovolone. Iniziamo il giro turistico E di dove Bovolone, non in piazza, Piazza. dove è il per sé. Solo che lui verrà deluso, mi va bene il calice di birra, vero? Tu invece? Io mi fermo dietro la spiaggia, alla pozza. Alla strada. Esatto, Poca fatica. poca strada. E lei Elisa? Invece Elisa te la mandiamo in bagno. A fare il bagno? A fare il bagno. Al Salto del Lupo? Al Salto del Lupo. Quella che sta bene tutti. Acqua fresca. Grazie Dennis, grazie veramente Elisa. Se volete assaggiare la buona birra della pianura veronese di Bovolone, venite a trovarli. Dopo che sarà anche taglieri più avanti, ma questo è intanto l'esa qua e questo conta e tanto anche. Cin cin. Ciao ragazzi, salute. Salute.